Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura. Mi chiamo Sergio D'Arpa, vengo da Roma, faccio come professione il cantante. È stato sempre un problema avere i denti che non erano belli. Ho sempre avuto il problema della parodontite e quindi mi sentivo un po' a disagio a stare davanti al pubblico con i denti così un po' doloranti, brutti, col dolore, e quindi mi sono intrapreso nella ricerca di un posto sicuro dove fare un lavoro fatto bene. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Ho visto da testimonianze di persone che sono venute qui in Moldavia, a Chișinău, alla clinica SOS Turismo Dentale, il parere, perché prima di scegliere questa cosa, insomma, andavo un po' per sensazioni, per capire se valeva la pena fare questo lavoro all'estero. E devo dire che alla fine mi sono convinto di questa cosa e sono partito così. E ho visto subito che la clinica è bellissima, si vede proprio che c'è una grande tecnologia e mi sono affidato ai medici proprio tranquillamente. Poi la notte d'amore. Sono felicissimo di avere questo sorriso, l'ho fatto vedere a tutti i miei amici, l'ha visto tutta Roma e ha detto che sono bellissimi. Quindi sono veramente soddisfatto, ringrazio il dottor Palmas, Oleg e tutta la troupe di Palmas, e sono veramente soddisfatto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, maledetta noia. Mi sono sentito felice di aver concluso un percorso che è stato impegnativo, però è stato un percorso che è normale che uno inizia e finisce, come io adesso ho finito, la prossima persona che dovrà iniziare finirà anche lei. Quindi è un passaggio da fare, però alla fine c'è una grande soddisfazione, insomma. Una grande soddisfazione. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, maledetta noia. Maledetta noia. Grazie.